Molti erano gli esercizi che erano già pronti a partire con il servizio della domenica, pensiamo ad esempio alle pasticcerie per le colazioni di domenica mattina o per i ristoranti dei pranzi, per i pranzi della domenica. Della domenica. Ecco, queste sono attività che di fatto attendevano con ansia e con speranza la possibilità di poter lavorare già da domenica 31 e invece purtroppo dovranno aspettare la settimana successiva. Un'altra domenica di incassi persi per baristi e ristoratori. La zona gialla sarà in vigore da lunedì e nulla sarebbe costato in più, protestano all'Appe di Padova, anticipare l'ordinanza alla domenica. Quasi tutte le precedenti ordinanze del Ministro della Salute emanate al venerdì partivano, avevano effetto dalla domenica mattina successiva. Questo invece è stato, credo, l'unico caso in cui l'ordinanza del venerdì entra in vigore al lunedì successivo, quindi sono state di fatto vanificate tutte le aspettative e le speranze. Qualche ristoratore aveva già preso le prenotazioni per il pranzo della domenica e invece questa, diciamo, disposizione si inserisce in un solco di altre decisioni prese a danno della categoria dei pubblici esercizi. Dalle linee guida governative imposte e rispettate dagli esercizi pubblici che poi sono stati fatti chiudere ai ristori insufficienti e in ritardo. Ancora un danno economico per quelle che sono piccole imprese con dipendenti. Veramente gli esercenti ormai sono allo stremo e hanno necessità di essere sostenuti e supportati da un governo e da una parte istituzionale e politica che deve essere al loro fianco e cercare di aiutare queste imprese, perché ovviamente dietro alle imprese ci sono anche i posti di lavoro.